Questione stadio. Il Catania potrebbe scegliere lo Scida di Crotone in vista dei lavori che si stanno susseguendo allo stadio Angelo Massimino. Pensa che questa sia una soluzione plausibile in vista dell'anno che sta per avvenire? Ma in questo momento no, visto che le previsioni dei lavori che si stanno svolgendo in questo momento ci danno tutte le indicazioni per cui noi dovremmo essere in grado di giocare già dalla prima di campionato qui a Catania, quindi non abbiamo bisogno in questo momento di uno stadio alternativo. Per quanto riguarda i lavori, a che punto sono arrivati? I lavori ce ne sono vari, nel senso che stanno ultimando gli spogliatoi, il campo sta procedendo bene perché oggi stavano stendendo già la sabbia per poi preparare il prato, stanno lavorando sulla pista, i seggiolini stanno cominciando a posizionarli, quindi direi che stanno avanzando abbastanza velocemente in questo momento. Per quanto riguarda il centro sportivo, balena l'idea di far costruire 11 campi in quel di Nesima, oltre a essere comunque la base d'allenamento per la prima squadra e per la primavera, potrebbe anche essere la base per il Catania femminile. Che novità potrebbero esserci? L'idea nostra sul centro sportivo è il numero dei campi, che poi siano 11, siano 8, 10, noi questo lo valuteremo, è proprio quello di avere un centro sportivo in cui poter far allenare tutte le squadre della società, quindi dal settore giovanile, alla femminile, quindi stiamo cercando il terreno adatto per poter realizzare l'idea che abbiamo in testa, il progetto che abbiamo in testa di un nuovo centro sportivo che possa accogliere tutta la società. Per quanto riguarda il ritiro estivo, si vocifera che il Catania farà l'allenamento al campo comunale di Zafferana e Tnea. Entro quando è previsto l'inizio della preparazione atletica dei calciatori rossazzurri? Questo ancora non abbiamo definito la data d'inizio perché aspettiamo anche indicazioni dal nuovo allenatore per capire esattamente anche lui che cosa vuol fare. Con Zafferana abbiamo già avuto degli incontri col comune, sembra che effettivamente la destinazione possa essere Zafferana. Il campionato di Serie C è sicuramente più competitivo di quello di D, vinto l'anno appena trascorso. L'obiettivo è la promozione o preferite rimanere più cauti? No, ma l'obiettivo è ovvio che, come dice anche il nostro Presidente, l'obiettivo è sempre quello di vincere, poi per riuscirci però non basta dire voglio vincere, bisogna riuscire a costruire una squadra che abbia un'identità, una società forte dietro, perché come abbiamo sempre detto l'obiettivo è sicuramente quello di vincere, di salire, ma con una squadra che poi è una società strutturata in modo che ci si possa restare poi una volta saliti di categoria e non rischiare di andare avanti e indietro come magari come capita purtroppo ad altri club. Quindi sicuramente sarà un campionato che ci giocheremo fino alla fine, perché l'obiettivo di tutti, credo, a partire dai tifosi fino alla società, è sempre quello di vincere. Una delle caratteristiche maggiormente evidenziate dall'ambiente sul gruppo Pelligra è la sua forza e solidità economica. All'interno della società si tiene conto di questo aspetto o si opera esclusivamente attraverso la pianificazione? Mi spiego meglio, i tifosi comunque possono iniziare a sognare in grande? Allora, non è tanto quello che è la forza del gruppo che possa far sognare o meno, o che possa cambiare le cose. Ci sono tanti proprietari, tanti imprenditori che hanno investito tantissimi soldi senza riuscire a vincere niente, quindi la pianificazione e la progettazione di una società strutturata che abbia un'idea di lungo termine, non solo della vittoria di domani, cioè non solo del risultato della domenica, secondo me è fondamentale. La struttura di squadra rimarrà a grandi linee quella vista durante la stagione appena terminata, però vi saranno comunque degli innesti di categoria. Mi conferma che comunque sarà un mix tra esperienza e gioventù? Queste, guardi, sono valutazioni che sta facendo il direttore sportivo Laneri e confrontandosi col nuovo allenatore, perché chiaramente l'unica cosa che è importante è riuscire a fare una squadra che sia adatta al tipo di gioco che l'allenatore vorrà sviluppare e che la società gli ha chiesto. Quindi è prematuro dire oggi chi resta, chi va via, perché finché non abbiamo chiaro quello che sono i progetti, quello che vuole l'allenatore insieme alla Neri, noi non possiamo dire oggi prendo questo o vendo quell'altro. Il Catania è tornato a essere una realtà di cui si parla in campo nazionale, quindi una gratificazione anche per chi opera in questo settore come lei. A cosa pensa sia dovuto principalmente? Io credo che sia un mix di cose. Il Catania intanto è una realtà importante, è una città importante del sud Italia, ha avuto una storia nel mondo del calcio perché comunque ha fatto tanti anni da protagonista
Credo che tutto questo, insieme alla serietà e alla progettazione, al progetto del presidente Pelligra e di tutta la società, abbia contribuito a creare quel giusto mix per cui tanti quotidiani, tanti media, ma non solo, guardano al Catania con interesse.